Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano. Alla fine siamo su MotoGP, siamo senza webcam. L'ho già spiegato anche sul video di Pro Evolution Soccer, perché sto cercando di migliorare il tutto. Nel senso, ho visto per con la web, purtroppo anche da PlayStation 4 lag dopo quando vado a fare l'editing. Quindi sinceramente sapete che è una cosa che non sopporto. Quindi voglio sistemare tutto. Quindi la web ci sarà, non preoccupatevi, cioè, perché insomma non ho speso neanche poco e comunque ho visto che apprezzate e appena risolvo il tutto ritorniamo con la web, perché non vedere così, che anche la qualità video mi sembra più, cioè meno bella del gioco, non capisco il perché, io uso XSplit però mi dà sti problemi qua. Vabbè, sono l'unico al mondo che non riesce a fare una roba con la webcam, porca puttana. Vabbè. Vabbè, raga, andiamo purtroppo sesto posto, fai qua Motegi e Marquez è tornato protagonista, abbiamo gli stessi punti, Lorenzo è un po' distaccato, i mondiali come indiani sono sempre pazzeschi, può cambiare tutto in una gara. Vai! Vai ragazzi, comunque io ho un pensiero, sinceramente, tanto rock and roll, si va, Spagna, e in Spagna, sì, ciao Giappone, che diciamo, dopo veramente ne ho fatti tantissimi video di MotoGP, ho fatto, cioè siamo alla sesta stagione, settima, ho fatto una roba, proprio mai fatta una roba del genere. Io sarei, non dico stanco, però ho bisogno di un riposo da MotoGP, quindi ho bisogno anche del vostro parere, se capire se continuare subito il prossimo anno in Yamaha, perché anche se non vinco vado in Yamaha, per provare tutte le moto, se invece di prendermi una pausa e non fare MotoGP, insomma, o addirittura interromperlo e ribeccarci il prossimo anno, che tanto sappiamo insomma che MotoGP è un gioco prettamente estivo, anche se non hai capito il perché in realtà, però è così. Quindi ho bisogno del vostro parere sotto questo video, ma rimanetemi il commentino. E ragazzi, ricordo sempre il profilo Instagram Comenda_Veneziano, così potete seguirmi anche nella realtà, e da quando ho fatto questo profilo veramente mi sento molto più vicino a voi, perché è bello condividere le foto, le robe, insomma sapere che conoscete il Cume non solo su YouTube, ma anche nella vita reale, in quello che faccio, nelle stronzate che combino, insomma. E niente, fiori. Siamo quarti, l'obiettivo è stare davanti a Marquez, ma la vedo brutta, eh. Devo vedere che Marquez si sveglia proprio quest'anno e devo fare il secondo mondiale consecutivo. Mi spiacerebbe non vincere con la Honda, però avevo un bel vantaggio buttato via così. Scodata pura. Scodatissima Venezia. Marquez è terzo, comunque incredibilmente. È ritornato in gioco, era praticamente fuori, è ritornato ed è uscito Lorenzo, signori. Questi sono i campionati del Cuba. Campionati curiosi, a dir poco. Diciamo che non c'è mai nulla di scontato, di questo sono molto contento. Vai, Kuma pompa. Se il Kuma non pompa nessuno è contento. Comunque avete ragione, quella cosa è il nome, quella specie di bug, però è fatto proprio male, mi dà un fastidio io che queste cose le noto, come la webcam, che vedere la qualità dei video più bassa e che laggano perché c'è la web, non lo capisco. Perché devo avere io questi problemi? Non lo so. I primi tre stanno andando bene. Io devo stare calmo e aspettare il momento giusto per superare Marchetto. Dopo gli altri due possono anche andare davanti, non mi interessa. Tanto Lorenzo comunque indietro, non tantissimo, 32 punti mi sembra. Tanto Marquez però supera Lorenzo, attenzione. Non devo prendermela troppo comoda. Devo cominciare a spingere, ho paura di beccarli, ho paura di distruggerli con la mia foga. Bravo, con questo è un gran sorpasso. Il Cume a sé, mamma mia cosa ha fatto qua il Cume, bello. Attenzione, incidente di Marquez, pazzesco, che culo. Stavolta non è stata colpa mia, cazzo. Io sono passato, porca troia. E supero anche Rossi. Dai che c'è il culo. Dai che c'è il culo cumendiano. Dai che c'è il culo cumendiano. Di solito il Marquez cade sempre in Malesia, stavolta a Motegi. E godo. Staccatona del Cume, qua, staccatona perfetta del Cume. Poi ho rischiato l'incidente io con Rossi, mamma mia. Scoratissima del Cume, scoratissima. Dai che stiamo andando bene. No. No. Ho rischiato no tanto di più. Attenzione a provare l'esterno, il Cume, ma Rossi è forte. Il nostro Vale è una bestia.
Giro record di veneziani, tanto fastest lap. Rossi mi sta chiudendo tutto. Rossi mi sta chiudendo realmente tutto. Però va bene anche il secondo posto. Marquez è caduto, fioi. Poco dopo il mio sorpasso che veramente non ho visto cose illecite, fioi. Ma perché qua veramente, cioè, comunque rispetto agli altri MotoGP qua cadono tanto più facilmente, mamma mia. Ah, Dio santo, erbacce, erbacce. Rossi sta anche guadagnando purtroppo. Rossi sta facendo la gara perfetta, porca trota. Proprio oggi doveva farla, no? Dai, Kuma, se c'è un pertugio sfruttalo. Che siamo distanti. Ho bisogno del pertugio. Dai, Kuma. Però anche il secondo posto va bene, ricordiamolo. Rossi veramente ha fatto una gara pulita, perfetta. E va a vincere meritatamente qui in Giappone. Bravo Rossi, bravo Rossi. Come un ottimo secondo posto, speriamo che Marquez abbia preso pochissimi punti. Va bene, oddio. Mamma mia che rischio, signori. Mamma che rischio. Vediamo la classifica. Il parco chiuso comincia a Quinto, dai. con i protagonisti Quinto della posto gara, per Marquez. Più 9, quindi non ha guadagnato molto, cazzo. Vabbè. Vabbè, comunque 9 punti di vantaggio non è male. Dai, Kume. Continua così che siamo sulla buona strada comunque. 20 punti importantissimi in ottica campionato. Ragazzi, qualificazioni a dir poco scandalose. Ultimo posto qui. Filippo Isola con la pioggia non sono proprio abituato. Adesso dobbiamo fare il miracolo. Vai. Oddio. Ho rischiato già grosso. Ho 9 punti di vantaggio da Marquez, quindi è probabile. Come si sta buttando, che devo buttarmi, non mi interessa un cazzo di quelli dietro. Per fortuna sto recuperando, ma qualifiche con la pioggia non ero proprio abituato qua. Oddio. Dai, già 10 posizioni recuperate, non è male, eh. Pensavo peggio. Eccolo De Cresi, ma cosa ha fatto De Cresi, fiori? Hashtag De Cresi Kume. Hashtag Crazy Kume, fiori. Siamo già ottavi, non ci credo. Dobbiamo solo limitare i danni. E poi andare in Malesia nella speranza di vincere una benedetta volta in quella gara che mi è favorevole in Formula 1, ma che qua non ho mai vinto in tutti questi anni di carriera. Dai Kuma, dai vecchio Kuma, dai. Madonna. Ecco la curva maledetta che in qualifica mi ha fatto dannare con la pioggia. Se sto così comunque Marquez mi supera nel mondiale. Maledetto porco di un Marquez. E meno male che è caduto a Motegi. Anche se gli sarei stato davanti comunque saremmo arrivati secondi e terzi probabilmente. Giro record di Vizioso, Marquez è terzo, questo è una buona cosa. Questa è una buona cosa. Dobbiamo superare questi due. Giro record di veneziano, quindi il potenziale c'è anche. È la paura che mi ferma un po'. Proprio sta diluviando qui in Australia. A Filippo Isola. Sixth place, che rimonta però, super rimontata. Che lotta con Marquez, attenzione. Devo superare Rossi. Rossi è un osso duro, ha vinto l'ultima gara. Complimenti a lui. Ma il Kuma è secondo. Odo Vizioso sta volando, meno male. Questa è una cosa molto positiva. Dai, Kuma ragiona, cazzo, ragiona. Qua lo puoi superare. Attento al cordolo, che con la pioggia è devastante.
No? Ok, Rossi superato. Grande come sto guidando in maniera perfetta sotto diluvio. Veramente ho cannato le qualifiche ma sto azzeccando la gara per adesso. Adesso vai di gufata, l'ho fatta, fiori. Ho fatto la gufata. C'era Lorenzo da superare. Eccola la gufata. Giro record di veneziano. Bravo Kuma. E arriva il fastest. Altra cosa da mettere nel carniere della carriera come indiana. Dai Kuma, porca trota. Ok, bene, anche se finisce così siamo davanti in Malesia, questo è molto positivo. Però sarebbe bello guadagnare altri punticini irridati, vediamo. Me lo meriterei perché Xbox dall'ultimo posto, questa rimonta sotto il diluvio, veramente ha fatto qualcosa di epico, eh. Voglio fare il sorpasso in faccia, cazzo. Non ho troppa paura, non voglio rischiare, non posso rischiare, mi dispiace. Va bene, lasciamole a Marquez la speranzella, dai. In realtà è sempre brutto perdere punti. Addirittura lo fa superare, che schifo, che schifo. Brutta cosa qui in Australia, probabilmente Marquez arriva secondo. No, meno male, bravo Pedrosa, erano già pronte le polemiche. Buon secondo posto. Vediamo la classifica. Sono solo 6 punti di distacco, un mondiale. Meraviglioso. Lorenzo è quasi fuori ormai, eh. Lorenzo è quasi fuori, vabbè. Vabbè raga, un saluto dal comandone veneziano. Ripeto, aspetto commenti per capire se dopo questa stagione volete subito anche la stagione Yamaha. E niente fiori. 6 punti a 2 gare dal termine, come sempre, mondiali incredibili. Ciao!